Grazie della domanda. Non credo che sia una contraddizione, però, anche perché i due livelli sono diversi. Questa informazione la rivelo alla fonte. Allora, questa informazione io l'ho avuta di recente, ma molto documentata, una chiacchierata di Massera, da una mia nipote, figlia di mia sorella, che per uno di quei meccanismi di scambio con le università sta studiando all'Università di Madrid per un anno, credo, o 2, e poi tornerà. Si riferisce la avversione degli spagnoli non alle lingue altrui in generale, si riferisce alla società dei consumi che semplifica in inglese, poi certe catene alimentari, lei lo sa bene, sono americane, per cui non mi ricordo quale denominazione, che è quella che mi aveva colpito di più, che in spagnolo suonerebbe perito caliente, dog, non so che cosa in inglese. No, non McDonald's, in spagnolo si chiama alla spagnola, ma proprio perché ne sono stufi, dice basta con questo inglese, no? Tante volte noi, non so se a lei è capitato anche in televisione, sentiamo spesso o come sfoggio di conoscenze di parole inglesi, oppure semplicemente per distrazione, per pigrizia mentale, persone usare il termine straniero incomprensibile ai più, e quando si usa in televisione l'errore è ancora più grave perché il telespettatore ha diritto di capire, pur in presenza di una parola italiana che sostituirebbe quell'altra parola in maniera eccezionale. È l'eccesso che determina la reazione, non lo scambio, perché le lingue si sono scambiate favori nel corso dei millenni in tutte le parti del mondo, e non è neanche che dobbiamo andare alla ricerca del purismo, e con questo concludo, quando c'è una parola classica, consacrata, che non è necessario tradurre in nessuna lingua, perché in tutte le lingue suona allo stesso modo. È capitato a me quest'estate, per un esperimento che stiamo facendo su Sardegna 1 di un telegiornale in sardo, nelle 2 varianti, di intervistare un mio amico dermatologo. Io gli ho chiesto se fosse disponibile a dare in puntate diverse dei telegiornali consigli alle signore, eravamo nel mese di giugno, che iniziavano ad andare al mare per non scottarsi, per esempio, dapprima per le pomate da usare eventualmente dopo, e per evitare le malattie più frequenti nel periodo estivo. Lui è un medico di Ozzai che parla benissimo il sardo, ha risposto per 6-7 volte, eccetera. Mi ha fatto un amico che ha ascoltato, dice: ah, bello è in sardo dermatologia, e però in italiano come designare la dermatologia? Sono 2 parole greche, in italiano, 2 parole greche in sardo, 2 parole greche in francese, 2 parole greche in moltissime lingue. Se esiste una terminologia consacrata anche dall'uso scientifico, che ragione c'è di cambiarla? Non c'è nessuna ragione. Tutte le lingue del mondo hanno acquisito, ma per via naturale di scambio, patrimoni da altri, anche patrimoni lessicali. Noi dobbiamo essere esperti a questa esperienza. Certo, se l'imposizione si fa pressante, allora un moto di reazione e di ribellione anche qualche volta credo che sia comprensibile. Allora, come possiamo dire, il grado di lingua lo stabilisce, secondo la scienza che si riferisce alle lingue, che si chiama glottologia, il possesso di determinate caratteristiche. Le principali tra queste caratteristiche sono una sintassi autonoma, cioè una maniera di costruire le frasi diversa dalle altre lingue, un lessico abbondante e possibilmente
indicativo ad un certo livello, è possibilmente anche una tradizione letteraria consolidata. Non si pongono altre condizioni perché, signora, adesso io esagero un po' nel risponderlo, se si fossero poste quelle condizioni che lei ipotizza, la Grecia antica non avrebbe avuto né letteratura né lingua. Invece la letteratura greca è, tra tutte le letterature del mondo, da quando la letteratura è letteratura fino ad oggi, unanimemente considerata la più alta in tutti quelli che un tempo si chiamavano generi letterari, la poesia lirica, la poesia epica, il teatro e così via, la prosa, la storiografia. La Grecia non ha mai avuto una lingua che unificasse tutta la penisola ellenica, comprese le isole. Ha avuto 4 varietà dialettali. È un aggettivo che deprezza un tantino la qualità del prodotto di cui parliamo adesso. Però perché il greco è considerato una lingua? Ecco, si dice che parva componere magnis, come dicevano i preti un tempo. È una lingua perché le strutture fondanti di questo strumento erano simili. Quella era la sintassi, le diversità lessicali erano tipo quelle che lei osservava tra Campidanese e Logudorese, e non erano così stridenti come possono apparire a lei di lingua materna algherese, quindi catalana, o a chiunque non abbia avuto l'occasione di sperimentare, perché io ritengo che anche all'inizio, dopo un primo momento di smarrimento, se uno ci fa attenzione con l'abitudine, il logudorese e il campidanese è evidente, si potrebbero fare anche giochi. Se avessimo tempo qui dimostrerei al volo come si può tradurre senza cambiare praticamente nulla un testo di Benvenuto Lovina, poeta campidanese tra i più illustri, giustamente, il logudorese, o viceversa una poesia di Paolo Mossa in campidanese. È una difficoltà apparente. La lingua è la stessa, perché la costruzione sintattica, prenda per esempio lei la proposizione finale, la proposizione consecutiva, tutta la costruzione del periodo è identica all'italiano. Certo, è diversa la fonetica, ma non così tanto poi quanto potrebbe sembrare. Certi suoni ispiranti, per esempio, che sembrerebbero tipici del campidanese, sono caratteristici anche del logudorese, proprio in paesi vicini alla sua città di origine. Ittiri, per esempio, Villanova Monteleone, Putifigari, Olmedo, Romana, Giave non più, perché lì invece il nesso ST, per esempio, è come nel resto del logudoro comune, diciamo. È una difficoltà che a noi sembra più grave di quanto non sia in effetti, proprio perché c'è la disabitudine a comunicare, perché sulla nostra lingua, torno a dire, si sono accumulati strati come in una miniera d'oro abbandonata. Bisogna togliere un po' di terriccio per riscoprire non tanto le parole quanto le virtù di riferimento che queste parole portano con sé. Una cosa, quello che ha detto Paolo, forse lui per modestia non ha citato a un passaggio del suo libro Vent'anni, dove secondo me, tra le altre cose, tutto in sardo, si dimostra tramite quel veicolo dei cantatori rabbosi, no? Cioè i cantanti delle fiere, che spesso sono logudoresi ma anche campidanesi norici, dove c'è un linguaggio, una coerenza linguistica che si è creata con il sistema delle rime e di cantare, no? Questi geni della poesia inventata su temi predisposti, dove le platee capivano benissimo quando a contendere era un campidanese o un logudorese. Credo che quel libro che ha scritto lui, appunto, io forse l'ho letto per quello, è una prova, è recentissimo tra l'altro, è la prova e la dimostrazione più lampante di quanto queste difficoltà siano molto, quasi un falso scopo per criticare la possibilità che la lingua sarda possa evolvere da
allo stato in cui che non è ridotta male, è già a buon livello sia come produzione letteraria che come capacità espressiva, no? E credo che ovviamente la legge, tra l'altro, parla anche della tutela del catalano e anche del dialetto allurese e sasserese, che hanno delle varianti particolarmente accentuate con caratteristiche derivanti dalla storia, no? Cioè i genovesi o i pisani hanno influito molto più pesantemente in certe varianti del sardo, per cui hanno cambiato alcune caratteristiche, senza parlare dell'algherese, che è diretta derivazione catalana, quindi ovviamente vengono distinte, no? Mentre le altre sono varianti. No, io credo che la Fondazione Sardinia, di cui io faccio parte ormai da parecchi anni che lavoriamo, cerchiamo nel tempo libero, ovviamente, a parte la sessione, uno dei compiti che ha come ragione sociale di esistere di chi si è associato è quello di favorire la crescita di unità culturale dei sardi. Io penso che a pieno titolo e sia un dovere dei soci della Fondazione, di cui c'è anche Giorgio che è socio, quello su richiesta, no, di singoli istituti, di soggetti anche privati o altre associazioni, anche votato con l'assessorato, anche stimolato dall'assessorato, riuscire a conquistare anche tecnicamente le domande e i progetti formativi nei vari campi, ripeto, non solo sulla lingua, perché secondo me è importante che anche i bambini sappiano quella carta di loro, sapere che in sardo si è stati capaci molti secoli fa, quando in altre zone magari il diritto è rimasto quello di Romani e basta, è stato rielaborato un diritto legato alla realtà economica del luogo che ha funzionato, di cui alcune cose rimangono ancora oggi, ed era scritto in sardo, non in spagnolo, in latino. Questo è molto importante. E credo che qualsiasi tipo di progetto, ripeto, si andrà per classi. Se una classe molti bambini non hanno la fortuna, no, di avere genitori che vi hanno insegnato il sardo che conoscono, oppure addirittura degli stessi genitori romani, no, di bambini di 7-8 anni, non so neanche loro il sardo. Penso che il passaggio della conoscenza, del patrimonio, no, culturale dei sardi, intesi come popolo e della terra in cui hanno vissuto, sia altrettanto importante. Poi chiaramente la moda che coagula tutto, che riduce e riporta tutto il discorso all'unità è la lingua, secondo me non c'è nessun dubbio, ecco perché poi non c'è. Però stiamo attenti, dopo tanti decenni di ritardi, di colte della classe dirigente sarda, no? Sardegna piena di avvocati, di grossi intellettuali, di politici che parlavano in sardo nei loro libri, nei tribunali, anche ai tempi del fascismo, quando era vietato, si era obbligati a parlare e a capire il sardo, perché molti testimoni parlavano solo il sardo. Quegli stessi avvocati che usavano il sardo nella loro professione non hanno mai fatto nulla o non hanno mai capito l'importanza di ridare dignità alla lingua. E sono voluti gli anni 70 con gli intellettuali isolati che iniziarono a raccogliere le firme e poi sono passati altri 20 anni. Ecco, io spero che adesso, no, ritorni il tempo in cui i bambini si raccontavano le favole in sardo invece di guardare i cartoni giapponesi in televisione. È una colpa che abbiamo tutti per prima, che un figlio guarda i cartoni, quindi si curasse. Però mi auguro anche per mio figlio e per tutti noi che sappiamo essere orgogliosi di quello che hanno fatto i nostri antenati e anche di quello che facciamo noi giorno per giorno. Quindi senz'altro per questa scuola, ma anche per altri colleghi di altre scuole, no? Che avesse il problema di interpretare questa legge, che ripeto tecnicamente è mal fatta, io mi sono dilettato a tradurla in sardo, no? In inglese, e ho trovato una difficoltà enorme, ma non perché il sardo non fosse capace dei concetti, per le fumosità, le locuzioni inutili, ridondanti di cui è piena, cioè si poteva dire con la metà delle parole i contenuti che ci sono, senza contare tutti i passaggi burocratici di steccati posti per motivi politici devono essere saltati tranquillamente. Quindi credo che il nostro lavoro come fondazione di qui ad oggi sarà uno dei compiti, sarà quello di adottare questa legge, l'abbiamo già fatto anche offrendoci per partecipare a dimostrarla, no? E anche di stimolare e recepire proposte di modifica e di miglioramento. Io volevo dire prima, no, che il decreto del 59, la parte della scuola, l'articolo 21, quello che sancisce l'autonomia didattica dalla dirigenza ai capi di istituto, parlando di problemi pubblici, a un certo punto dice anche che le regioni a statuto speciale delle province autonome di Trento e Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo
del rispetto dei limiti dei propri statuti relative a norme di attuazione. Cioè, oltre questa legge, la Sardegna, in base a questo decreto legislativo che viene citato in questa legge che è sopravvenuta dopo il disegno in aula, che è stato introdotto la citazione di questi comuni, ha il dovere di fare un'altra norma dedicata esclusivamente alla scuola, e io spero che dai consigli di istituto, dal mondo della scuola, vengano proposte concrete o addirittura una proposta di disegno di legge, no? Che da sottoporre poi ai politici, ai rappresentanti della regione e del consiglio regionale, affinché adempiano a un preciso dovere di legiferare in materia, quindi adattando alla realtà sarda i principi qui sono già contenuti, dove viene citato anche la tutela delle minoranze linguistiche, dove viene citato che nell'autonomia didattica è compreso appunto la valorizzazione di tutto quello che è legato al territorio, no? Ecco, la fondazione si farà parte del lavoro sarà dedicato appunto a lottare questa legge e a stimolare a recepire spinte, a modificarla e a farne altre. Cioè, le leggi di settore sono già previste, bisogna che vedano la luce, bisogna che i 90 giorni, no, previsti per la nomina all'osservatorio, che scadono fra 40 giorni, siano rispettati, che l'assessore nomini l'osservatorio. Bisogna che entro il 30 giugno di quest'anno, come si capisce dalla legge, la proposta di piano triennale di interventi venga formulata in modo che dopo i vari passaggi, dopo che ci siano gli indirizzi generali, e in autunno le scuole e i soggetti privati, pubblici, enti locali nei vari ambiti possono presentare i progetti obiettivo per chiedere il finanziamento. Quindi in questa fase di qui all'autunno occorrerà anche, no, che la regione, i funzionari e soprattutto i politici, quelli che il governo sia in commissione dall'assessore regionale, vengano stimolati dagli utenti di queste provvidenze, no? Perché già siamo passati a pochissime risorse finanziarie, no? Ripeto, 6 miliardi e mezzo scarsi a fronte dei 35 ipotizzati nel 93 miliardi. Queste poche risorse vanno spese tutte quante. Noi Fondazione Sardegna ci abbiamo un punto d'onore di fare in modo che la regione distribuisca in maniera il più possibile oculata e produttiva, quindi in massima parte alle scuole, sia elementari che medie che materne, queste risorse possibilmente aumentate. Grazie signora per questo, perché era uno spunto sui contos. Però cominciamo dalla fine. Credo che non occorra essere dei pedagogisti, credo che sia sufficiente il buon senso per dire che il contesto è fondamentale e soltanto quando il bambino è inserito, padroneggia il contesto, può fare riferimenti, non per privilegiare acriticamente il contesto, ma per una esigenza naturale di base. Una volta che il bambino padroneggia il contesto, poi può andare a verificare anche su parlate diverse, non soltanto all'interno della variante capitanese, anche per esempio su dei parlata di Campi, se lei fa sentire, soprattutto se è musicata, una poesia di Mossa o di Peppino Mereu, e non solo un Nebumeus del Gai, ma qualunque altra, i bambini si divertono ed imparano. Per quanto riguarda i contos, i contus, come si dice a Sina invece, io credo che quella parte della nostra tradizione, che è la parte della letteratura orale, sia un po' negletta, come si diceva un tempo, molto trascurata. Invece i contos, almeno per l'esperienza che ne ho io, per averne sentiti tanti, io avevo 2 nonni, anzi 3, perché il quarto non l'ho conosciuto, straordinari narratori di contos. Quindi ho avuto in casa il primo ammaestramento, però ne ho conosciuto anche altri, e tuttora quando incontro una persona molto anziana in grado di raccontare, l'ascolto proprio con grande rispetto e con grande affetto, perché ci sono alcune cose che adesso io, più che altro in confidenza, come una riflessione fatta così in famiglia, le trasmetto a tutti, se mi è permesso.
E la riflessione è questa, che lo stesso racconto veniva narrato dalla stessa fonte allo stesso uditorio, una volta per trarne una morale, un'altra volta per trarne un'altra morale, non morali opposte, morali parallele. Cioè io il racconto, che ne so, dell'orco, la prima sciocchezza che mi viene in mente, lo posso raccontare per trarne la seguente morale: la violenza è sempre un male, va a danno del violento, come diceva Gandhi, è indice di debolezza interiore, questa virulenza esteriore, è sempre segnale chiaro di insicurezza interna. Oppure posso raccontarlo per dire che l'aspetto decente predispone meglio l'interlocutore, oppure per qualunque altra morale. Quali sono le condizioni essenziali perché un racconto si svolga nell'ambito naturale? Ci vuole uno di quelli che in sardo logudorese si chiamano mastros de contanchas, cioè proprio maestri nel raccontare, che sanno comunicare la storia rendendola bella col loro modo di parlare, con le pause giuste, con i cambiamenti di tono, con la gestualità, con la mimica facciale, con la lingua del corpo nel suo complesso. Questa è una condizione essenziale, perché è come nelle barzellette, no? Secondo chi le racconta non ride nessuno, e secondo invece chi le racconta, una barzelletta di Orune posso raccontare, e secondo chi le racconta invece la gente ride. Fatti, naturalmente fatte le dovute distinzioni e a parte la battuta, anche nei racconti è così. Se c'è un narratore straordinario, più straordinario è il narratore, più affascinanti rimangono gli ascoltatori. Credo che questo sia naturale. Deve avvenire in un ambito comodo, fuori dalla scuola. Quello è l'ambito ideale. L'ambito ideale intanto presupponeva una narratrice, perché le narratrici erano sempre superiori ai narratori. Anche i poeti che rievocano, so sconto a livello alto anche di descrizione poetica, hanno quasi tutti un personaggio femminile che racconta. A chi bisogna raccontare? Qual è l'uditorio ideale? Secondo le testimonianze che abbiamo in letteratura in Sardegna, l'uditorio ideale è l'uditorio che ha confidenza con il narrante, quindi la maestra è sicuramente, almeno in partenza, in teoria, un ideale di narratore, narratrice nei confronti dei bambini, perché sono persone che la maestra vede quotidianamente. Come bisogna, c'è anche un come, bisogna raccontarlo in maniera adeguata, in modo degile, si dice in sardo, rispetto all'uditorio. Se io ho un uditorio di bambini di 3 anni o di 4 anni, devo usare un linguaggio adatto a loro. Se ho un uditorio di bambini preadolescenti o adolescenti o di ragazzi, il racconto lo vesto di altro lessico, di altre forme sintattiche, faccio parentesi, apro incisi, eccetera. L'altra condizione è che l'uditorio sia attento, ma quella è una condizione apparente, perché se esistono le altre, quella è una conseguenza automatica. È sufficiente che il narratore sia buono, o la narratrice, meglio ancora, e l'uditorio è automaticamente attento. Queste sono le condizioni essenziali. Ma alla base di tutto c'è nel contos contus proprio la presenza, la possibilità di trasmettere quello che i linguisti tedeschi di 2 secoli fa chiamavano Volksgeist, lo spirito della lingua, perché la lingua è importante soprattutto per i valori che trasmette, e noi abbiamo la fortuna di avere una lingua che trasmette valori che non sono museali, ma sono casomai proiettati nel futuro.
Vogliamo provare a fare un esempio almeno. Di recente un giornalista e un fotografo, una giornalista e un fotografo del Venerdì di Repubblica sono venuti in Sardegna a fare un servizio sulla legge proprio per la lingua e la cultura e anche su quell'esperimento in cui sono coinvolto anch'io del telegiornale in sardo nelle due varianti. E questa collega di Venerdì di Repubblica faceva domande anche provocatorie. Dice: ma la scelta delle notizie come la fate? La scelta delle notizie, io ho risposto, la facciamo secondo lo spirito della lingua. Se è una notizia che per il sardo non è una notizia, noi non la diamo. Perché? Lo diceva Pietro quando parlava di fumo e di sostanza. La nostra è una lingua della sostanza, della concretezza, per cui tutte quelle fumosità che possiamo vedere nei telegiornali italiani o anche dei telegiornali sardi in italiano, che sono chiaramente delle bugie, degli imbrugli, siccome in sardo è difficile raccontare bugie, noi non le diamo. È rimasta un po' così colpita e poi alla fine, anche dopo, nei giorni successivi, perché sono rimasti una settimana ad indagare su questo, poi hanno fatto anche un servizio abbastanza buono, dove hanno dimostrato di essere riusciti ad entrare proprio nella sostanza del discorso. Ecco, il fatto di usare poche parole, meno parole rispetto ad altre lingue, è un grande valore questo, con lo spreco di parole. Io spesso quando sento alcuni personaggi che sono tutte le serie di televisione, soprattutto esponenti della politica nazionale, che non hanno quasi mai nulla da dire e riescono a stare 2 minuti davanti al microfono dicendo il nulla, penso automaticamente: se questi parlassero in sardo non riuscirebbero a dire nulla, perché non avrebbero nulla da dire. Cioè tutti gli ismi di cui parlava Pietro Pintori, il saldo è il male a non narrare, questa è la sostanza. Un altro, cioè, se ne potrebbero fare tanti altri di esempi di virtù di riferimento. Ecco, i contos con la morale che presuppongono, che hanno alla base, consentono questa linfa, la trasmissione di questa linfa vitale che va al di là del lessico e della sintassi. Ma io credo che il problema di insegnare nelle scuole la lingua, rispondo prima alla domanda dell'insegnante di prima, no? Sia un problema secondario. Cioè, come diceva Francesco Masa, ma dice anche Giovanni D'Olivo, dicono tutti quelli che hanno di biologia e linguistica, un problema è la fonetica, cioè come si parla la lingua, altro è la grafia e l'ortografia, come traduciamo con segni ortografici i modi di parlare. Voi sapete benissimo che sia il francese che l'inglese ha uno scartamento grandissimo tra grafia e fonia, cioè parla in una maniera e scrive un'altra. Questo accade anche con i toscani, che dicono casa e scrivono casa. La famosa orto viene sempre citata, Francesco Masa, orto, le varie varianti, sempre orto, insomma, ma sempre una cosa definita, è sempre la stessa cosa. Io credo che se in una scuola c'è qualche bambino che chiama chessa o mondizzi la stessa pianta, il problema sia di un arricchimento, abbiamo 2 modi di definire la stessa pianta, così come per il corbezzolo, per il cinghiale, per una serie del mondo animale e delle campagne. Io suggerirei, ad esempio, come esercizio, di provare a chiedere ai vari bambini con il sardo come chiamano le stesse cose e presentare poi questa, non come si faceva. Io ad esempio ho la mamma di uno, no? Il babbo di uno, no? La mamma diceva io, e noi dicevamo noi figli addirittura, no? Si prendeva in giro la mamma perché parlava diverso, quindi lo cervello era sul pannetto, invece noi siamo diversi, no? Erano tutti arricchimenti, modi diversi, no? Che arricchiscono, danno varie espressioni. L'italiano è una lingua bella quando lo stesso oggetto, la stessa cosa, può essere chiamato in vari modi. Il sardo c'ha già questa ricchezza. Spesso le varianti, i modi di chiamare, derivano da una ricchezza della lingua, no? Quindi lungi dall'imporre quella cosa si chiama solo così. Manca di l'idea. Bisogna arricchire, secondo me, e soprattutto sarà un compito in ogni caso, quando, come tutti ci auguriamo, la lingua sarda avrà dignità, no? Di essere usata, come già per una legge, nei consigli elettivi, consiglio regionale, consiglio culturale, consiglio provinciale, e perché no, circoli didattici, essere veri docenti, se tutti sono d'accordo, anche in quella lingua si impara a praticare, non c'è il minimo di sto parlando e scrivendo. Il problema per scriverla soprattutto è che la legge manca
un accademia della Crusca o dell'Utilintone che dica a tutti quanti che si fisse la convenzione fissata nei libri, la grammatica, insomma stabiliamo che l'Z si scrive con una Z o con due Z e l'insegnante quando invece due Z lo segna errore no? Perché si è stabilita una convenzione che siamo tutti d'accordo che hanno fatto tutti i libri. Io credo comunque no, che il problema di chi parla il sardo sia secondario, il problema più grosso forse è di chi non lo parla per nulla, perché in casa o i genitori hanno imposto questa maestra maledetta voglia di associare l'italiano alla televisione il divieto di parlare, magari questo divieto si sposa con la volontà di molti insegnanti di punire o penalizzare i bambini che usano dei sardismi quando parlano, quando scrivono. Sarebbe ora di smettere, ad esempio. Io personalmente mi diverto in ufficio a parlare con dei sardismi, no? Proprio quelle cose che non errorano, ecco, dialettismi, errori. Lo faccio apposta, come provocazione, un po' come fa Lione sui fondi sull'Unione, no? Che non condividono molte cose, però è importante per altre. E insomma, non vergognarsi, no? Di come avremmo detto in sardo. Ecco, è importante che si crei questo circolo e che i bambini che non parlano sardo possano scoprire di poterlo imparare senza fatica e senza cadere nei diletti di nessuno, e tantomeno nel voto scarso, e magari scoprono che il nonno o la nonna o lo zio o la cugina più giovane o più vecchia lo parla e arricchiscono il proprio patrimonio culturale. E poi in ogni caso ribadisco, la lingua da sola non può marciare. Ha bisogno anche che noi sardi ci rendiamo coscienti di aver avuto una storia. Se noi andiamo a vedere a Palazzo di Cereggio c'è una serie di foto di strane figure, uno più brutto dall'altro, tutti piemontesi. Se andiamo a leggere libri di storia, oppure quando abbiamo studiato anche adesso, immagino, pare che questi sardi non abbiano mai avuto, oppure un'arte, che non abbiano avuto una storia, oppure che non abbiano mai espresso nulla di artistico prima che arrivasse la Melegna Sacra. Non è vero, c'era una scuola di pittura, di retabolo, delle chiese, una scuola di architettura, una forma espressiva di noi come Inglandi che è rimasta insuperata, proprio come capacità architettonica dei nostri antenati. Tutte queste cose vanno rivendicate con l'orgoglio e con lo strumento didattico fatti diventare coscienza di sé, che è la cosa fondamentale per poter anche esprimere in sardo i concetti. Ma questo, dico un'altra cosa, non dimenticando le lingue straniere. Nessuno si sogna di dire che l'inglese non serve. Probabilmente domani l'inglese lo sta usando tutti in Italia. Però se noi sardi vogliamo presentarci un segno culturale con opere teatrali, musicali, letterarie, artistiche, sarà il sardo la lingua che ci permetterà di presentarci, perché possiamo avere anche successi editoriali o culturali o riconoscimenti in ogni caso. Non l'italiano, che è una lingua che è stata sovrapposta. Ed è strano che anch'io parlo italiano adesso. Un giorno mi piacerebbe, no? Che questi discorsi si potessero fare in sardo col piacere, no? Di riscoprire la capacità espressiva del sardo. Senza aggiungere molto a quello che ha detto Pietro, vorrei portare, riferendomi alla domanda che aveva fatto l'insegnante circa le difficoltà e la complessità anche della situazione, voi per la parlata dell'insegnante o il sardo che potrebbe trasmettere l'insegnante, voi la variante locale nel caso specifico, per esempio il signanese. Io voglio portare la mia situazione familiare, premesso che mia figlia risulta nata a Cagliari perché è nata prima che la legge mi potesse permettere di registrarla a Sinai. Io sono un pirrese, sono un capitanese, mia moglie è di San Gavino. Fu il naso un sardo e soprattutto di fronte alla bambina. Mia figlia si chiama Ilune, non si chiama Genoveffa né Assuntina, con tutto il rispetto parlando, perché questo nome si chiama Ilune. È chiaro che risente notevolmente delle collocazioni del padre nell'area in cui può essere collocata. Noi parliamo in sardo, mia moglie ha la sua variante, perché anche il san gavinese è diverso dal pirrese o dal capitanese, e io parlo così come riesco a parlare. I miei figli
quando sentono la bambina che comincia a parlare il sardo, mia figlia comincia a parlare il sardo, credo che non lo stia apprendendo a scuola, ma nell'ambito della scuola, perché a Sinai si parla il sardo, anche dal materno alle scuole, i bambini parlano il sardo. Comincia a raddoppiare la sua, cioè il famoso 4.000 e 1.000 lire, comincia a risentirne anche la mia bambina, e i miei figli hanno tentato di correggerla, ovviamente con controrepliche da parte mia. È giusto che la bambina, nata, cresciuta e spero felicemente a Sinai, diventi e assorba la cultura sinaese innanzitutto, e che possa trovare nel corso della sua vita gli elementi che giustificano anche le simpatiche differenziazioni fra Sinai e Mara, fra Sinai e Settimo, salvo poi queste differenziazioni arricchirle in quelle successive. Io lo porto come testimonianza personale, familiare, per cui se io dovessi essere posto come genitore, deve essere posta una domanda dagli insegnanti di mia figlia, così come è stata posta stasera, io da genitore chiederei all'insegnante che mia figlia si impregna, che permetta che mia figlia si impregni il più possibile della cultura e di tutte le espressioni sinaesi.